Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, Formula 1, terza gara del mondiale, Cina ragazzi, quarto posto, buon setup della macchina, previsto solo per qualifica e gara. Luigino Hamilton scatenato, terza pole position consecutiva, il nostro Pippo Massa decimo, sempre una merda, Bruno Senna incredibile secondo, e poi gli altri sono abbastanza normali, Vettel terzo che deve riscattare che ha 8 punti dopo 2 gare, Raikkonen tredicesimo molto male, e poi via via tutti gli altri. Andiamo. Vai raga, terza prova del mondiale, Gran Premio della Cina, il Comenda promette nessun zig zag, se mi superano mi superano, dai raga, dai. E si parte, vai di Kers, Comendon, vai Fernando. Occhio che la prima curva è sempre insidiosa, Senna sfrutta l'interno, ma il Comenda, mamma mia, cosa è successo? Non lo so. Ma go sentio sciocchi. Probabilmente Senna ha fatto l'azzardo. Stavolta non ho fatto niente, però il Comendone non è colpevole. Comunque Gigione Hamilton primo, ragazzi. Gigi ha cominciato questo mondiale in maniera obesa proprio. Più pulito Comenda, più pulito. Attenzione, ma qua veramente Button, cioè ma ragazzi, io non ho fatto niente, cazzo. È arrivato sto coglionazzo. Dai raga. Si vede che non è un circuito meraviglioso per il Comenda, vabbè. Noi dobbiamo scegliere una posizione, noi teniamo quella. Nessun zig zag, noi stiamo qua. Attenzione, prova il sorpasso. Però correttissimo. Madonna, che schifo di inizio di gara. Che schifo. Sveglia Comendone. Mamma mia. Ci attendiamo una giornata senza pioggia per l'intera corsa. Siamo lenti. Però è più giusto così, ragazzi. Più giù. Fare quello zig zag è brutto. Avete ragione, ragazzi. È più difficile. Vai, battaglia con Rosberg. E qua andiamo via molto bene, però. Grandissimo alo. Dai, ragazzi. Dai, che si può ancora recuperare tutto. Speriamo che Massa ciappa il fiato dei punti, sinceramente. Questa gara proprio non mi piace e si vede. Poi con la difficoltà elevata è ancora più difficile. Setup abbastanza aggressivo del Comendone, non troppo però, perché questa gara proprio non mi piace. Yippee! Mamma mia ragazzi, le dura. Adesso vai di Kersi, questo rettilineo obeso. Vai. Spingi, alo, spingi. Questa curva proprio non viene bene, porca loca. Dai Alonso, dai, spingi sto motore Ferrari, cazzo. Che non è una gara pulita, cioè, purtroppo non riesco a interpretare bene le curve. Finora nessun ritiro, incredibile. Malissimo Fioi. Malissimo perché la Williams è andata via, purtroppo la Cina è così. La temperatura dell'asfalto sta scendendo. Speriamo che i punti persi a Sepang. Cazzo, qua il tempo sta annuvolando, però non è prevista pioggia, però il tempo si sta annuvolando. Niente da fare, Cina è sempre stato un tallone d'Achille.
E adesso la prossima è in Bahrain, circuito favorevole. Però c'ho il quinto posto un po' pesante, cazzo, con Luigino ancora primo. Vogliamo l'incidente di Luigino, la 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 la. Dai ragazzi, su. Maldonado se n'è andato, figura di merda veramente. Massa sempre indietro al settimo posto. Male le Ferrari in Cina. Dai, spinge, ho finito anche il KERS, cazzo. Vabbè, speriamo bene perché Rosberg può azionare il DRS. Stiamo attenti a questa curva molto antipatica. Vogliamo il ritiro davanti, vogliamo il ritiro di Hamilton, vogliamo il ritiro di Gigi. Beh, Gigi sta volando ragazzi, Gigi sta volando. Rientra ai box in questo giro. Attenzione, Rosberg tenta il sorpasso all'esterno. Stai girando su tempi più alti di quelli di Rosberg, devi spingere a fondo. Ho capito, vecchio, vatti a guidare, no, chi cancarito a morti. Attenzione, nuvole minacciose in Cina. Che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Non è prevista pioggia però. Dai Comendone, involati verso il sogno di mantenere almeno il quinto posto. Dio santo. Gara pulita però finora, 0 ritiri, tutto tranquillo. Una bella safety car che volia. Vogliamo la safety, mamma mia, sto Gran Premio ragazzi proprio non mi va giù. Non c'è niente da fare, a me dispiace ma non sono competitivo in Cina, proprio per niente. Box, rientra ai box. Su cosa facciamo? Andiamo subito, aspettiamo un giro. Fai attenzione alla vettura dietro di te, a meno di un secondo di distanza. Potrebbe cercare di sorpassarti azionando il DRS. Le gomme, no, bisogna entrare. Le gomme sono distrutte. Teniamoci qua che al massimo ci supera ma siamo all'interno. Ok. Dai Alonsone ai box. Alonsone ai box. Webber è al comando. Ok. Rientriamo solo noi. No, rientra anche Vernier e qualche altro coglionazzo. Dai ragazzi, dai. Meccanici ve prego. Dai. Dai, bravi. Dai, muovite Goldonazzo, dai. Non attraversare la linea bianca. Noni. Possiamo subire penalità. Siamo noni, ma sosta comunque. Previste altre soste ai box, cerca di preservare i Sosta comunque rapida. Adesso devo rimanere a punti ragazzi, questo è l'obiettivo e speriamo in qualche incidente. E taglio curva, va a cagare Goldon. Dai Alonso, dai. E comunque noi con le gomme dure andiamo meglio. Spingi, vecchio mio, spingi. Niente, c'ho ste curve, le faccio proprio di merda. Vabbè. Pazienza, dai. Noi ci proviamo comunque. Devo almeno mantenere la quinta posizione però. Il vantaggio sul pilota che ti segue è di 4 secondi. Kimi Räikkönen. Dai, siamo a metà gara, siamo. Dai Ferrari, dai, porca miseria. Massa ai box. Pippo ai box. Ma perché sbagliamo qua? Ma perché? Se rischiamo di perdere almeno una posizione. Dai, spingi. Massa esce dai box.
Noni ottavi, dai, 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 dai. Stai raggiungendo una Mercedes. Merda, Rosberg è davanti, ma grandissimo. E rimaniamo quinti, e sucate, e sucate. Almeno quinti, se dobbiamo non possiamo fare errori. Vai. 22 macchine comunque, 2 ritiri, speriamo davanti, la vedo dura però. E speriamo non Massa, no, Massa c'è ancora. 2 ritiri però, 2 ritiri. Non sembra, no, davanti non sembra. Noi gufiamo ragazzi, noi gufiamo. Dai Fernandone, il talento di Oviedo, dai, dai, dai. Attenzione, pezzi di macchina, pezzi. Attenzione. Sembravano pezzi di Red Bulls. Infatti, potrebbe essere ancora Sebastian Vettel. Attenzione, sarebbe giornata nera per la Red Bull se ancora Vettel. Pazzesco. Pazzesco, la Red Bull non riesce ad andare a punti, infatti è Sebastian e io godo perché odio la Red Bull. Vettel ha problemi, Sebastian Vettel ha problemi, non c'è pace per la Red Bull, deve andare ai box per la Lettone, non è ritirato ma deve andare ai box e siamo quarti. E Maldonado ragazzi è terzo, ed è terzo che nel mondiale, pazzesco il Maldo, pazzesco il Maldo. Per Vettel veramente 8 punti in 2 gare, rischia di farne 8 in 3. Pazzesco amici, pazzesca Red Bull. Comunque Gigi scatenato, Luigino scatenato ragazzi. Comunque ragazzi abbiamo cominciato la merda, non petta, scusate raga. Abbiamo iniziato io e Edward la campagna su SimCity. Primi 2 video sul suo canale che ho in descrizione, Edward Van Helgen Channel. Adesso torniamo alla gara. Il vantaggio su Raikkonen è minimo. Ora più che il minimo, occhi cancari. Dai Alonsone. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di lo metto anche io gli ultimi 2 giri. Dai, con quarto posto ve lo tengo, no, stretto di più. No, no, mamma mia. Mamma mia, dai che Massa ha recuperato posizioni, è sesto. Bravo Pippo. Buono. Buono Fernandone. Bravo Fernando, bravo. Brava Giovanna, brava. Giro record per Gigi. 1.39.467. Ricchionen quarto. E attenzione, Ricchionen 2 macchine. No che credo Massa. Cosa fa Massa? Sembrava Zonta Hakkinen e Schumi nel 2000. Pazzesco, pazzesco. Mamma mia che gara adesso. E Raikkonen va davanti. Porca troia, Rosberg supera Pippo. Ma porca trota, no, no, perdere posizione così. Adesso ultimi giri scoppiettanti, ma cosa fa? No! No, penalità. Bravo Alo, bravo Alo. Mamma mia, e Massa perde la posizione. Pirlotto. Carburante elevato. Dai Fernando, il talento di Oviedo. Vai Alonso, vai. Che dura che è se... Complimenti a Maldonado ragazzi. Maldonado è secondo nel mondiale, penso. Adesso facciamo i calcoli. Vai, vai. Vettel, giro record di Sebastian Vettel. Vai indietro per l'incidente proprio in questa curva con non so chi sinceramente. Ok. Dura. Adesso qua nel rettilineo Raikkonen sicuramente. Noi stiamo comunque in questa direzione. Vai Ricchionen ci supera.
Räikkönen ci supera. Ma torniamo davanti. Ma Räikkönen, vaffanculo Räikkönen, vaffanculissimo. Mamma mia, sofferenza in Cina. Mamma mia che gara. Mamma mia che gara adesso. 1.42.766. Gigi testa, Webber secondo probabilmente e Pastore Maldonado terzo, il nostro pastore della Williams. Tanto Rosberg risupera Räikkönen. Mamma mia che gara per il quarto, quinto e sesto posto. Mamma mia ragazzi, che garona. Comunque 1.39 il giro record, noi 1.42 alto, ma dovevamo allenarci molto in Cina. Ok. Vai, Vettel, l'1.39 basso, quasi sotto il muro dell'1.39. Vettel tenta un recupero, ma l'è dura. 22 secondi da Maldonado, disastro Ferrari comunque. Performance non da Ferrari qui in Cina. Siamo vicini all'ultimo giro, teniamo duro. Rosberg al quinto posto. Solo 2 ritiri. Ok. Nessun rischio. E siamo vicini all'ultimo giro. Final lap per Fernando. Final lap per Fernando. Siamo tutti là ragazzi. Siamo tutti là. Ci siamo migliorati ancora alla fine. Ma dove taglio cura? Ma vai in culo da tomare. Dai, dai. Dai che forse anche Pippo Massa va a punti finalmente. Non dobbiamo prendere rischi ragazzi, nessun rischio per il Commendone veneziano. Brutta questa curva, molto brutta, la tensione sale. Voglio il quarto posto. Sono comunque punti importanti per la classifica. E va a vincere per la seconda volta consecutiva Gigi Hamilton. Luigi è veramente un fenomeno ragazzi, un inizio di mondiale spaventoso. Oh madonna, questo ritirino sarà una sofferenza. Vai Fernando, involati. E adesso non devo fare errori all'ultima curva, anzi alla penultima, praticamente l'ultima, che è molto pericolosa. Ok. Ok ragazzi, quarto posto per Alonso, va bene ragazzi, va bene. Va benissimo, si va in Bahrain per vincere. Intanto quarto posto, salutiamo tutti, vai ragazzi, buono. Giro veloce però un po' scarso.